saluto in particolare il signor Sindaco, a cui rivolgo in apertura una semplice domanda. Ma perché lei non viene mai in Consiglio Comunale? Perché noi non abbiamo mai il piacere di confrontarci con lei? È un confronto serrato quello che si consuma tra maggioranza e opposizione al Consiglio Comunale straordinario di Venezia, convocato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che ha scosso l'amministrazione. Un confronto che ribadisce con forza e ancora una volta la spaccatura profonda che divide due idee di città e di politica. Qui siamo immersi in un conflitto di interessi che sta travolgendo la macchina amministrativa del Comune di Venezia. Non era mai successo! Io ho sentito un sindaco che ancora oggi dice, proprio platealmente, che ha, ad esempio, accolto un investitore straniero a casa sua con il capo di gabinetto, vice capo di gabinetto che era l'amministratore della società che si occupava dei pili, il nuovo amministratore della società dei pili, quant'altro, a casa sua per parlare di investimenti. La magistratura l'ha detto con una certa gentilezza finora e noi non possiamo, come dire, far finta di non cogliere il vero messaggio, che è il ripristino di un meccanismo totale di trasparenza e di legalità. Allo scoppio dell'inchiesta, politicamente gli occhi erano puntati sull'atteggiamento che avrebbero assunto gli alleati della lista Brugnaro. I partiti del centrodestra veneziani hanno ribadito il proprio pieno appoggio al sindaco, un appoggio entusiastico nel caso della Lega. Le dono la tessera onoraria della Lega, perché essere della Lega mi ha insegnato che quando si sbaglia nell'attività amministrativa i primi di cui si deve avere paura sono quelli del mio partito. Dobbiamo continuare a rappresentare quel voto popolare che ci hanno assegnato ognuno con le proprie posizioni, chi ha maggioranza, chi ha l'opposizione. Non è cosa avete fatto, il tema è come lo avete fatto. Che ci sia un sistema non lo diciamo noi, e mi riferisco anche ai consiglieri che mi ha preceduto. Il sistema Brugnaro è stato detto, sono gli organi inquirenti hanno detto che in questa città c'è un sistema Brugnaro nel portare avanti le questioni. Quando si scende nel dettaglio, inevitabilmente il dibattito si sviluppa anche attorno all'arresto dell'assessore Boraso e alle intercettazioni tra lui e il sindaco. Il sindaco ha fatto finta di niente, anzi insomma, ha dato di fatto del mariuolo a Boraso e lavandosi le mani, ecco, di tutto quello che è accaduto in questi anni, quando invece da quanto è emerso dall'inchiesta sappiamo che quantomeno dei dubbi ce li aveva e per questo avrebbe dovuto cacciare immediatamente l'assessore. Boraso si è dimesso, giustamente ha fatto una scelta giusta, ha stupito tutti noi, naturalmente le notizie che sono uscite, quello che leggiamo, lo leggete anche voi dalla stampa e adesso si difenderà lui nelle sedi opportune. Nella maggioranza Fratelli d'Italia era stato il partito che aveva chiesto chiarimenti al sindaco sul futuro dei vertici delle società partecipate dal comune coinvolte nell'inchiesta. Adesso aspetteremo a vedere anche quelli che sono gli interventi che il sindaco intende fare. Noi quello che preme a Fratelli d'Italia è che la macchina amministrativa non si fermi.